Riccardi che ci illustra l'IRI 466. Bene, risponde l'assessore Tedesca. Risparmia tempo per dopo. Sì, perché dalla serie alla commedia, no? Dalla tragedia alla commedia. A questa interrogazione del consigliere Riccardi che riguarda l'azienda di Trieste è stato ovviamente interpellato il direttore generale dell'azienda triestina. In relazione all'interrogazione si deve preliminarmente premettere che la formazione è argomento che rientra nella piena autonomia e responsabilità amministrativa e gestionale in capo ad un'azienda, la quale, nel rispetto delle normative nazionali e contrattuali di riferimento, agisce nell'ambito del proprio potere discrezionale. Come si evince dalla motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico di docenza, si tratta di un incarico a professionista esterno, quindi non dipendente del Servizio Sanitario Nazionale. Come specificato dall'azienda, i criteri di determinazione di tali tipologia di tariffe sono stati definiti in apposito provvedimento aziendale. Per l'attività di docenza è stato preso a riferimento un dato medio ricavabile dall'analisi di vari piani tariffari in vigore a livello ministeriale, nazionale e regionale nell'ambito della pubblica amministrazione. La tariffa oraria per l'attività di docenza nell'ambito di progetti formativi organizzati all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, svolta da parte del personale dell'area della dirigenza, quindi dipendente, ancorché titolare di struttura complessa, viene disciplinata espressamente dalla fonte contrattuale, articolo 62,4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 dicembre 96. L'attività didattica, se svolta fuori dall'orario di lavoro, è remunerata con un compenso orario di 25,82 €. Se invece svolta durante l'orario di servizio, il compenso spettante è quello precedente nella misura del 20%. Va chiarito che qualora il medesimo dirigente venga chiamato a svolgere l'attività didattica al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, la tariffa viene determinata facoltativamente dal committente. Il dirigente potrà svolgere l'attività previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal senso è possibile consultare il parere dell'ARAN, protocollo 21690-2015. L'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ha precisato che il progetto in questione si ricollega alle molte esperienze di ricorso alle umanizzazioni in sanità, documentate in letteratura, per lo sviluppo e il consolidamento dell'empatia e, più in generale, delle competenze relazionali ed altresì a quelle sviluppatesi nell'ultimo decennio in molte realtà italiane. Il progetto si sviluppa in coerenza con quanto enunciato nell'atto di indirizzo del Ministero della Salute 2016 e del Patto per la Salute 2014-2016 in tema di umanizzazione dell'organizzazione sanitaria, che garantisce il recupero della centralità della persona, facendosi carico non solo degli aspetti fisici della malattia, ma anche di quelli psicologici, relazionali e sociali. Il progetto formativo in parola comporta un impegno orario complessivo di 24 ore, articolato in incontri di 2 ore ciascuno nell'arco temporale di 6 mesi, ed è rivolto ai quadri intermedi afferenti al personale del comparto, responsabile infermieristico del Dipartimento e responsabile Dipartimento dell'area tecnica e i titolari di posizione organizzativa. La direzione aziendale precisa che non risultano carenze sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, aggiungendo che le prestazioni con richiesta del medico di medicina generale come urgenti a Trieste vengono comunque soddisfatte entro le 24 ore. Consigliere Riccardi vuole replicare? Prego. Voglio replicare prendendomi anche il tempo che non mi sono preso sulla Questo lo decido io. Perché l'assessore Tedesca è riuscita a superare addirittura la risposta che ha dato a Novelli sull'inesistenza di sulla balla che Deborah Serracchiani è riuscita a raccontare sulla vicenda del soccorso. Qui addirittura l'assessore ci legge una copia di qualche spaccato che stava all'interno evidentemente dei manuali della formazione del nostro servizio sanitario regionale, naturalmente eludendo il tema, no? Il tema è vedo Rotelli che è il vero regista di queste operazioni, che mi guarda sorridendo sotto i baffi. Allora, siccome lui capisce più di altri, perché evidentemente è il suo mestiere, e legittimamente rivendica un'azione che prosegue negli anni e che fa parte della impostazione della riforma del nostro servizio sanitario regionale. Allora,
dopo la tragedia che abbiamo sentito sulla Tisana, questa è la commedia. Siamo dalla tragedia alla commedia, e se non dovessimo parlare della salute della nostra gente, dico, ci potremmo anche divertire. Allora, la tesi del pilastro della nostra riforma della sanità cos'è? È che la malattia non esiste, che Rotelli si preoccupa di tutti noi, tanto è vero che ci lascia intoccabile tutto il tema legato alla salute mentale, perché si preoccupa di noi, perché ci sta facendo impazzire e farà impazzire tutti quelli che arriveranno dopo di noi per sistemare il casino che ha combinato all'interno di questa regione. I farmaci non servono, io me lo ricordo bene cosa ho detto in aula nel corso della riforma, che i farmaci non servono, servono 2 sigarette di quelle un po' che accendono l'umore sotto la chitarra con Marco Cavallo, e alla fine il malato non è più malato. Allora, guardate che non sto scherzando, cioè questo è. Allora, e si arriva addirittura a spiegare, perché si vergogna pure la tedesca, no? Perché all'inizio della sua risposta dice è premesso che l'azienda sanitaria opera in autonomia. Cioè, come dire, io rispetto a sta schifezza non c'entro niente. Che cos'è sta roba? Sapete cos'è sta roba? Cioè, noi stiamo organizzando i laboratori per l'umanizzazione, no? Degli operatori della sanità nei confronti dei pazienti, stiamo organizzando questi processi di formazione che sono dei laboratori teatrali, e che si danno a ci ha spiegato l'assessore, si danno a dei professionisti esterni sconosciuti. Il professionista in questione è uno sconosciuto, si chiama Pino Roveredo ed è il garante per i carcerati votato da questo Consiglio regionale. Allora io penso che qui ognuno possa fare quello che crede, assumendosi la responsabilità delle cose che fa. E la formazione dei medici vale 1/3 rispetto al valore, ma non mi interessa l'aspetto di natura economica. Abbiate almeno il coraggio di venire qui a dire le cose che fate, che sono per noi una vergogna. Se voi siete convinti di queste cose, procedete in questa direzione, ma almeno non venite qui a raccontarci le cose, venite a raccontarci le cose per quelle che sono. Non solo. Io, se va avanti così, mi dispiace Presidente, vorrò vedere in che modo, mi rivolgo al Presidente della Terza Commissione, cercherà di evitare le puntuali richieste di audizione del direttore generale dell'azienda sanitaria triestina, che è un campione, perché l'altro giorno, rispetto a delle legittime, chi fa politica fa questo mestiere, no? Adesso non toglieteci almeno la possibilità di fare delle domande, che con ironia rispetto a dei consiglieri regionali o dei parlamentari della Repubblica si permette di dire che fa piacere che dopo 3 anni qualche esponente politico si preoccupa e si occupa di sanità. Allora, al dottor Deli Quadri, questo glielo dico io davanti alla qua dentro, d'ora in poi io mi assumerò la responsabilità di aprire una intensa attività di ricognizione delle attività, visto che secondo lui fino adesso non ci siamo occupati delle cose che lui fa. Allora io garantisco a quest'Aula, e il ragazzo che sarei io è attrezzato, no? È di una intensa attività di considerazione e approfondimento su tutto quello che succede là dentro, perché al di là delle balle che abbiamo ascoltato sulla vicenda del soccorso, ho finito Presidente, voglio vedere se riesce a togliermi la parola. Al di là delle balle che abbiamo ascoltato sulla vicenda della Tisana, alla Tisana c'è un sindaco che ha dovuto essere eletto per i casini che siamo riusciti a combinare noi, nascondendo i simboli del suo partito, che è il vostro, che ha fatto questa riforma, fino ad arrivare al teatro. Adesso siamo arrivati al teatro. Bene, allora d'ora in avanti, dalle balle al teatro, penso che sarà un anno, che ci condurrà alla fine di questa legislatura, divertente per tutti. Grazie.